differenziazione dei contatti, ma ci serve perché chi è a casa con la terapia domiciliare, peraltro vi ricordo che Azienda Zero sta chiudendo la gara per 100.000 saturimetri e quindi abbiamo già approvato il protocollo delle nuove terapie domiciliari. Capite che in tutto questo contesto uno che è a casa con la febbre ogni giorno dice boh, ok, ha tutti i suoi pulsanti sull'applicazione che per noi è già pronta fra l'altro da mesi, aggiustata anche con l'ultimo protocollo, quindi siamo pronti per partire anche con questa. Per quanto riguarda invece poi il tema, c'è l'altro tema che è quello dello stipendio dei direttori, visto e considerato che penso che sia ormai risaputo che abbiamo, come si può dire, i cacciatori di teste hanno poca fortuna con i direttori della sanità nella ricerca, perché comunque c'è il tema degli stipendi che sono assolutamente, diciamo, bassi rispetto al mercato, quindi anche quello è un tema, insomma, che va affrontato. Totale tamponi 2.529.005. Allora, per dirvela tutta, noi abbiamo fatto 17.644 molecolari, vi do le ultime 24 ore. In totale siamo forse a 47.000 tamponi. 30.000. 20.000 rapidi, 17.000 fa 47.000. No, 20.000 più 17.000. Sì, 30.000. 29. Anche gli ingegneri sbagliano a volte. 17.644 molecolari più 30.000 rapidi. Considerate che noi facciamo un contingente che va dai 44 ai 45.000 tamponi al giorno. Sì, sì. 48.000 al massimo. Siamo arrivati al punto di 48.000 massimi. Tanto per dire no. Prendete tutti i piani, ve lo torno a dire, avete sentito tanto di piani strategici, tamponi nazionali, prendete i piani, prendete la quota di numero che vi danno, la dividete per 60 milioni di abitanti, la moltiplicate per 4 milioni e 9 e vedrete che viene fuori una cifra che è metà dei 44.000. Quindi noi abbiamo la coscienza a posto sul fatto che dei tamponi ne facciamo tanti. Tamponi rapidi, vi do un aggiornamento, fatti ad oggi, da quando abbiamo iniziato a contarli, 543.000. 0,99. Vabbè, però questo è un numero così, tanto per darvi un numero. Numero dei positivi. Da inizio crisi, dal 21 febbraio, sono 94.506 e sono 3.605 in più nelle ultime 24 ore. Anche qui vi suggerisco una riflessione che ogni tanto faccio, perché io vedo anche che a livello nazionale, quando c'è dibattito, dicono sempre, ma voi avete 3.600 contagiati al giorno? Ma scusate, facciamo 3.600 contagiati con 47.000 tamponi. Giusto? Il 21 marzo, che è stata una giornata brutta, ne abbiamo fatti 412 di contagiati, di positivi, scusatemi, con 2.170 tamponi. Ciò vuol dire che 47.000 è più che 20 volte da moltiplicare, giusto? 2.000 su 47.000 sono almeno, quante sono? 23 volte. Vuol dire che i 412 li dobbiamo moltiplicare per 23. Giusto? 4 per 2 è 8, 4 per 3 12, quindi sono quasi 9.000 positivi. Cioè se noi avessimo fatto 47.000 tamponi il 21 marzo avremmo avuto 9.000 positivi. Vedete che siamo a poco più di un terzo dei positivi che trovavamo a marzo. Guardate, questo non è un dato inutile, perché in questo paese ci si sta concentrando sul dato assoluto, ma la matematica non è un'opinione. Prova ne sia che se andiamo a vedere le terapie intensive ci dicono guarda che tu non hai ancora raggiunto l'apice di marzo. A marzo, il 29 marzo noi avevamo 356. Non ti fidi dei conti? È grave questo. Allora, Baschieri, diciamo che se avessimo fatto 40, allora a marzo avevamo trovato 412
positivi in un giorno con 2.170 tamponi. Se avessimo fatto quel giorno 47.000 tamponi come oggi, per la proporzione che c'è avremmo avuto 9.000 positivi. Cioè a Bascheri diciamo che 412 sta a 2.170 tamponi, come X sta a 47.000 tamponi. Bascheri sa la matematica, risolve la proporzione. E per dire cosa, non è che sto dicendo che sta andando bene, però noi oggi positivi su tampone, proprio a farla grande, ne troviamo metà rispetto a marzo. È meno della metà perché è un terzo, ma ecco, mettiamo che al vuoto per pieno si va in questa direzione, cioè meno della metà di positivi su tampone. Prova ne sia che il 29 marzo noi avevamo 356 terapie intensive, oggi ne abbiamo 222, 227, adesso ve lo dico anche con esattezza. Oggi abbiamo 227 terapie intensive, eccole qui. Più 6. Sui ricoveri invece rispetto al primo periodo abbiamo già raggiunto il culmine dei ricoveri perché siamo 1947 persone ricoverate, 71 nelle ultime 24 ore. Se le sommate ai 227 che sono in terapia intensiva, vedete che sono sostanzialmente 2300, quanto sono? 2200, 2002, sì, 2002, anzi esattamente, quasi 2002, per 47 o 27. E siamo più o meno sui valori dei ricoverati del massimo storico. I positivi di oggi sono 57.288, cioè quelli che proprio oggi abbiamo in Veneto in questo istante, abbiamo 57.288 positivi. In isolamento abbiamo 21.271 persone. Il totale dei morti è 2.764 nelle ultime 24 ore più 37. I dimessi sono 5.508. 104 persone abbiamo dimesso. Anche qui, altro dato. Se voi osservate ogni giorno quando dico i dimessi, dico comunque numeri importanti. 70 ieri, oggi 104. Perché? Perché c'è un grande turnover. Qua, che differenze ci sono tra la prima ondata e quella di oggi? Allora, proviamo a chiedercelo. Sicuramente una macchina sanitaria più efficiente, perché comunque abbiamo dei protocolli ormai che sono collaudati, ormai tutto il mondo è Covid oriented, no? È orientato sul Covid, la diagnostica, la clinica, la farmaceutica, tutto è Covid ormai. Pensate, il test rapido nasce con i coreani, adesso abbiamo 30 aziende nel mondo che vendono test rapidi. Tra l'altro vi dico che anche stamattina ho visto e ho provato il fai da te ed è veramente una figata. Se funziona, veramente risolviamo un sacco di problemi. Cioè adesso Rigoli lo sta provando in doppio con il molecolare per avere un test, diciamo, per avere un benchmark di controllo, però è di una rapidità unica, è facile da eseguire. Ovviamente si basa sui 33 CT, quindi si basa sempre col principio del test antigenico che va alla soglia, quella ritenuta utile, oltre la quale si dice che la carica virale e comunque la contagiosità è non rilevante. Allora, dicevo, diagnostica è tutto. Abbiamo visto che positivi su tampone sono almeno la metà rispetto alla percentuale che avevamo. Per capirci, noi avevamo quasi un 20% a marzo di positivi su tampone. Sì, 20% perché erano 400 su 2000 tamponi. Oggi siamo al 7%, 8%. Facciamo la metà, facciamo 10. Abbiamo pazienti diversi, cioè pazienti che caricano di meno le terapie intensive, questo anche per la grande efficienza dei nostri operatori che non smetteremo mai di ringraziarli, ma è anche vero che il turnover del nostro paziente, cioè il tasso di l'ospedalizzazione media è calata rispetto all'altra volta.
Cioè noi abbiamo più turnover, quindi si liberano contingenti. Vedete, se voi prendete il dato dei dimessi, oggi noi abbiamo, guardate, vi do solo un esempio per darvi un'idea. Eccolo qui. Questi sono i ricoverati più 71. Oggi dimessi meno, cioè abbiamo tolto con i dimessi 104 persone. C'è il bilancio di 30 posti a favore, sono 30 letti liberi nel matching, no? 104 se ne vanno a casa dall'ospedale, 71 entrano in ospedale. Questo è l'unico dato che ci permette un minimo di respirare. Guardate, la pressione è tanta, è alta, e non possiamo basare ovviamente la nostra programmazione sul fatto che i pazienti restino poco in ospedale, perché mediamente adesso ci restano una settimana, a differenza della prima ondata che ci facevano 2 settimane e anche 3 settimane, però ne abbiamo tanti, perché ne abbiamo 2200 ricoverati e ne arrivano tutti i giorni, per cui per questo motivo noi stiamo andando verso la quinta fascia, non ci siamo ancora. Voi sapete che avevamo le 4 fasce, la quinta ovviamente poi si esaurisce con i 4.000 posti letto, non mi ricordo più quanto era, ti ricordi? Vabbè, è ininfluente, però insomma il sistema sta ancora tenendo. Perché abbiamo fatto... Ah sì, un altro aspetto che vi volevo dire, scusate, mi è venuto in mente, me l'ero anche segnato, eccolo qua. Altra novità che non si è vista, potremmo darvi anche il grafico se volete, e ve lo faccio anche vedere. Che è un dato epidemiologico non poco rilevante. I ricoveri dalle RSA. Guardate la curva gialla, la vedete? Quella più a sinistra è quella di marzo. Vedete a destra cosa succede? Le operazioni che abbiamo fatto, tamponi ogni settimana, screening, chiusure, eccetera, con tutti i dolori che comportano, ci portano a dire che adesso abbiamo un dato che l'ospedalizzazione a marzo era del 22%, oggi è dell'8%. E se continua così, è in linea, se vedete le altre curve, considerate che abbiamo pazienti che sono dei candidati ideali per il virus, è assolutamente in linea con quello che sta accadendo sul resto della popolazione. Nel senso... Sì, sì, sì. 8. Sì, l'ospedalizzazione degli anziani in casa di riposo era il 22% a marzo, oggi siamo all'8%, che è in linea fondamentalmente, se ci togliamo quella deviazione standard, definiamola così, statisticamente portata dall'età e dalla comorbidità che hanno questi pazienti, è assolutamente in linea con quella di altre categorie sociali con altre target d'età. Questa è un po' la descrizione. Adesso cosa vi ho detto del virus? Noi abbiamo fatto il provvedimento di ieri, io vi ringrazio per averlo riportato su tutti i giornali, per averne dato pubblicità. L'appello che facciamo ai cittadini di stringere i denti, di lavorare in squadra. Il provvedimento non deve essere una sfida per cercare di trovare, che so, faremo l'happy hour a mezzogiorno, perché a mezzogiorno si può stare in piedi, piuttosto che posso inventarmi altre soluzioni funamboliche per dimostrare che comunque c'è ancora vita oltre il buio. Cioè, qui siamo semplicemente a chiamare tutti, è una chiamata di popolo anche a un senso civico e anche di rispetto nei confronti dei pazienti da un lato, ma anche dei tanti nostri operatori che non sono poco in difficoltà negli ospedali. Quindi veramente l'appello che faccio io ai cittadini, qualcuno ci ha scritto, no? Molti scrivono, chiedono informazioni giustamente. Annuncio già che le parrucchiere e le lavanderie nei centri commerciali restano aperte come accade nelle zone rosse. Abbiamo già scritto una FAQ che i negozi di auto restano aperti se non sono medie e grandi strutture di vendita, perché quella è la filosofia. Che poi abbiamo risolto ad esempio un quesito.
abito a Padova, ho già un pranzo organizzato a Jesolo, posso andarci? Sì, a mangiare ma non a passeggiare. Allora, a quel punto non è che ti metti in testa che ma io mi faccio la passeggiata, se mi fermano dico che stavo andando al ristorante. Sì, hai scoperto l'acqua calda ma non hai fatto un'azione responsabile e solidale nei confronti di chi sta lavorando in ospedale e di chi sta male. Quindi evitate di fare ste robe. Allora, al di là dell'ordinanza, evitate, adesso tutti i negozi sono chiusi, domenica tutti i negozi sono chiusi, ma noi l'abbiamo fatto per dare, come si può dire, un ulteriore incentivo al fatto di non andare nei centri cittadini, nelle strade affollate per i pedoni, di non andare al mare, di non andare in montagna, di non andare, allora, mi spiace parlare così, di non andare al lago. Non è il caso in queste 2 settimane, fate questo sacrificio, fate questo sacrificio. Ne saremmo ripagati. Guardate che se cambiamo zona ci chiudono i confini comunali e allora dopo è tutto un altro film. Allora facciamo sto minimo di investimento. Non abbiamo chiuso confini comunali, si può andare ancora al bar e al ristorante, potete andare a fare la spesa, andare a fare gli acquisti, non vi mancherà mica una domenica se non andate in piazza Erbe piuttosto che in piazza dei Signori da qualche altra parte. Fatelo sto sacrificio. Ripeto, inutile dire grandi i nostri eroi e poi non aiutarli quando c'è bisogno di aiutarli. Basta, se poi avviso i cittadini, ci sono altre questioni da chiarire rispetto alle ordinanze che non possono mai essere perfette e quindi ringraziamo del contributo positivo tutti coloro che magari ci dicono guarda ci sarebbe sta roba e non ringraziamo quelli che comunque fanno i cattoni i censori dell'inutile perché questo non ci servono. E quindi se qualcuno ha dei quesiti utili li faccia tranquillamente alla protezione civile e noi le rispondiamo in tempo reale con una FAQ e quindi andate magari a leggervi già le FAQ che sono nel sito in maniera tale che evitate magari di perdere tempo a fare domande, che magari le FAQ sono domanda risposta e quindi troverete la lavanderia nel centro commerciale, può restare aperta? Sì. La parrucchiera del centro commerciale o il barbiere può restare aperto? Sì. Perché l'abbiamo mutuato l'esperienza della zona rossa. Io avrei finito. Tosatto, come sempre, si è prenotato, Vanzan, Prigioni, Emiliano, Nicolussi. A me viene anche il dubbio che Tosato si prenoti proprio per primo. È sempre primo. Mi guarda con intensità e alza il dito. Cerca di guardare da un'altra parte ogni tanto. Però attira la mia attenzione. Però trovo giusto invece che siano le colleghe magari. Nobile. Allora, grazie Filippo. Tu passi in coda e comincia ancora a avanzare. È in coda, mi darai a metà strada? No? No, ormai va in coda, basta. Grazie Filippo. Buongiorno Presidente. Senta, ovviamente come era prevedibile stanno cominciando ad arrivare tante richieste di chiarimenti e lei stesso ha detto che ci sarà la possibilità di dare delle spiegazioni con le FAQ. Quindi la prima è una domanda tecnica. C'è un indirizzo particolare al quale mandare? E se è sempre lo stesso, se per cortesia ce lo ripetete. L'ingegnere dovrebbe ricordarlo. Allora, abbiamo il numero verde. Allora, si può o telefonare al numero verde della Protezione Civile che è 800 99 0009, ripeto 800 99 0009, oppure si può inviare una mail a sala.operativa@regione.veneto.it con la domanda. Arriva tutto qua dietro. La domanda avrà risposta direttamente a video, oltre che via mail. Perfetto. Quindi verrà utilizzata per tutti. Bene, restando invece nell'ambito sempre delle richieste di chiarimenti da parte dei vigili urbani, fanno una domanda che può sembrare anche, come dire, superflua, però dicono poi alla fine siamo noi che dobbiamo fare le multe e rientra anche nel senso del senso civico dei cittadini. Se c'è gente al bar seduta che consuma, ovviamente si toglie la mascherina, ma poi rimane seduto a lungo senza mascherina a chiacchierare, cosa deve fare il vigile urbano? Fa la multa? Ma guarda, no? io spero che di multe non se ne facciano perché i cittadini capiscono che quando hanno finito di degustare un vino o una bibita o dell'acqua
si rimettono la mascherina. Cioè il fatto di restare seduti al tavolo non esonera dal portare la mascherina. Altra roba che non si vuole capire. Quindi la mascherina, c'è scritto in ordinanza, si toglie solo per, ovviamente, per mangiare, per bere, per fumare, e dopodiché uno se la rimette. Non è che è la patente di stare senza mascherina perché sei seduto a un tavolo. Questa invece è una domanda più politica e riguarda tutte le attività che con questa ordinanza avranno delle restrizioni, quindi la chiusura dei centri commerciali il sabato, la chiusura di tutti i negozi la domenica, le stesse limitazioni per i bar dovendo consumare da seduti. Avete avuto segnali dal governo per quanto riguarda i ristori? Sì, cioè il governo è iniziata un'interlocuzione anche per questo, perché a me sembra strano che poi non si vada a una soluzione, visto considerato che ci sono 3 regioni che hanno firmato la stessa ordinanza, ci sono l'intesa del Ministro della Salute, c'è sostanzialmente un atto di responsabilità da parte di queste 3 regioni che comunque, se non fosse stato adottato, sarebbe arrivata a una zona, magari, o arriva a una zona, diciamo, di colore diverso, che prevede le misure del governo, perché comunque il Presidente del Consiglio è stato chiaro nelle sue conferenze stampa. Chi avrà misure restrittive avrà ristori, e penso che debbano essere assolutamente ristorati. Allora, i centri commerciali erano già chiusi, sono le medie strutture di vendita, gli outlet che vengono chiusi, e poi abbiamo i negozi la domenica. Poi non so quanti fossero aperti la domenica, ma comunque quelli che erano aperti la domenica possono anche avanzare delle richieste. Bene, Prigioni Antonella. Buongiorno Presidente, Ciao. buongiorno a tutti. Questa mattina la protesta degli infermieri a Padova lamentano mancate assunzioni, che mancano i dispositivi di protezione e che molti sono appunto in quarantena per il virus. Che cosa risponde? Guardate, a me non risulta che manchino i dispositivi per la protezione. Ce l'hanno detto appunto oggi. No, nel guardate, Corriere a Sala. me non risulta, anche perché, guardate, sono soggetto attuatore e non lo dico contro di loro, lo dico che se hanno contezza di questo ci devono dire in che reparto mancano, perché la distribuzione viene fatta in base alle richieste di ogni primario, ma non da oggi, da mesi. Cioè, siccome il magazzino è un magazzino pauroso dei dispositivi, per evitare proprio che ci siano questi casi, noi abbiamo la scheda di ogni reparto con il fabbisogno e viene distribuito dalla direzione generale ai diversi reparti. Se questi signori hanno contezza di questo, sarebbe meglio, invece che parlarne genericamente, che dicessero in che reparto mancano i dispositivi. Più che mancano, segnalavano che stanno anche finendo. Ecco, No, i dispositivi, è ancora più grave, non stanno finendo. Abbiamo 29 milioni di pezzi in magazzino e abbiamo scorte per mesi. Se poi stanno finendo nel reparto, allora ci dicano in che reparto. Il magazzino di Azienda Zero non ha problemi di dispositivi, però anche voi avete un obbligo, perdonatemi, di andare fino in fondo in questa verifica. Infatti, esatto. Perché non può passare l'idea che basta dire che mancano dispositivi. Siccome noi abbiamo visto cosa abbiamo speso e che magazzini abbiamo, ce li abbiamo verificabili all'istante, mi spiace che non ci sia più l'ingegnere Fattori, perché vi direbbe tutto. Allora io invito chi ha detto queste cose a dirci qual è il reparto, non l'ospedale, il reparto. Sì, certo. Perché noi ragioniamo per reparti, fate un po' voi. Grazie. Prego. Emiliano Schincagli. Presidente, buongiorno. Quindi scusami, io mi aspetto che mi dite il reparto. Sì, infatti adesso stavo scrivendo alla collega che era lì a seguire la protesta. Perché domani io sarò qua e anzi farò in modo anche di portare l'Azienda Zero o il preposto per la distribuzione che vi dice le quantità, e se mi dite il reparto oggi, visto che, come si può dire, tra galantuomini, se mi dite il reparto oggi, domani vengo anche a dirvi quanto è stato consegnato a quell'ospedale in quel reparto. Figurate se noi mettiamo in discussione i dispositivi dopo la tragedia che abbiamo subito a marzo-aprile. Presidente, mi permetta di tornare, anche se lei ha un po' anticipato che le risposte insomma arriveranno a breve. Le posso chiedere, mi sembra, di tornare un pochino indietro con Le scuole di danza. la memoria.
Ti davanti 3 mesi a parlare delle scuole di danze. E poi non Basta dopo. si è fatto niente. Ti ho già rubato la domanda. No, no, no. Le ricordo che oggi è la giornata della gentilezza. È per quello che non mi chiedi a scuole di danza. No. Senta, le volevo chiedere invece delle famose fiorerie, visto che comunque sono quei famosi temi importanti che tornano appena lei chiude, arrivano subito Anche delle le fiorerie richieste chiedevi delle sempre. persone, esatto, la famosa battaglia dei fiori. C'è un conflitto di E interessi. anche del mondo della telefonia, perché ricordo in passato ci fu un po' anche lì un po' maretta su queste categorie. E chiudo, quanto fatto fino ad oggi seriamente crede possa bastare, visto che siamo sempre lì con la spada di Damocle sui Guardate, famosi passaggi di fascia, parlo di arancione, Emiliano, rosso. parto dalla fine. Io non ho la sfera della verità in mano. So Certo. semplicemente che tra non far niente e fare è meglio fare. E sicuramente qualche risultato ne viene fuori. Se ci mettiamo tutti d'impegno possiamo fare ancora di più. Se stiamo lì col pezzo di carta dell'ordinanza a capire se possiamo stare al tavolo senza mascherina a chiacchierare, perché comunque, a parte il fatto che se si legge bene non si può, oppure si possono fare le passeggiate con la scusa che stavo andando a comprare le sigarette o andavo al pranzo di pesce, a quel punto, ragazzi, io lunedì farò un bilancio e dirò, bene, avete scelto che il vento deve andare in questa direzione, attenderemo qui sulla riva del fiume il cambio di zona, così poi non vi muovete più dai confini comunali, ma non per cattiveria, perché accadrà questo. Non dipende più da me a quel punto. Per quanto riguarda fiorerie e esempi, purtroppo sono chiuse, ma sto parlando della domenica, perché la chiusura della domenica o nei centri commerciali il sabato e la domenica, nelle grandi strutture di vendita il sabato e la domenica. Le posso chiedere un'ultima cosa? Prego. Ieri intervistavo il professor Vianello e mi spiegava, tramite insomma, le sue parole, mi faceva percepire un forte disagio da parte di tutto lo staff sanitario, quindi in maniera generalizzata, spiegandomi che quello che vedono in giro questi medici per le strade toglie loro quella carica, quell'energia che gli dà appunto la forza di combattere quotidianamente. Anche voi, al vertice appunto regionale, vedete questo, avete sentito appunto tra i medici questo sconforto? Ma guardate, volete che vi dica l'impressione che ho io quando entri in un supermercato e vedi ancora gente che entra senza mascherina? O quando vedi in TV o anche le persone che girano perennemente con la mascherina. Ho visto un sanitario fare un'intervista su una TV nazionale e ha fatto tutta l'intervista con la mascherina così, con scritto medico. Io mi domando, ma che esempio diamo? Allora, io penso che noi, cosa volete? Noi non abbiamo neanche il diritto di demoralizzarci, dobbiamo andare avanti, perché la sanità è fatta di due grandi pilastri, che è quello degli operatori che somministrano salute e cure, e quella di chi nel back office, cioè dietro, organizza tutto. Cioè il professor Vianello, i CPAP, i caschi, eccetera, piuttosto che i 1000 respiratori dagli intensivisti, i diffusori, le pompe, i monitor, i letti nuovi, le mascherine, i dispositivi, i camici, se non c'è dietro il nostro lavoro non arriva nulla, perché loro, giustamente, ma ci mancherebbe, loro devono essere riforniti e dietro c'è tutta un'organizzazione. Stamattina abbiamo passato la giornata ancora per parlare di letti, di posti letto, di creare ancora opportunità e di personale che non se ne trova. Prima ho sentito dire che non assumiamo. Non è che non assumiamo, non se ne trovano. Cioè dico, se c'è qualcuno che ha infermieri liberi, scrivete, noi li assumiamo subito. Si finisca con questa leggenda metropolitana che non assumiamo gli infermieri. Non ce ne sono. O meglio, gli unici che sarebbero disponibili sono quelli che già lavorano in alcune strutture che ci fanno venire l'ansia, e sono le case di riposo. Cioè non è una soluzione fare il concorso per trasferire gli infermieri dalle case di riposo all'ospedale, perché spostiamo il problema da un posto all'altro. E quindi stiamo cercando con un equilibrismo pauroso di far gare, per dire, noi abbiamo una lista anche di operatori, di medici, ne parliamo tutte le mattine, perché facciamo
le manifestazioni di interesse si chiamano, no? E poi diamo le ULSS per scorrere i nomi. Ma uno ha un problema, un altro non può, uno ha già trovato lavoro, l'altro ha trovato un altro lavoro. Cioè, questa è la storia. Cioè, stiamo parlando di occupazioni che vanno bruciate sul mercato. Provate ad avere un anziano non autosufficiente in casa e cercare assistenza, a vedere cosa vi tocca fare. Perché a volte io penso che qualcuno non si rende neanche conto di cosa c'è in giro. Quindi ha ragione il professor Vianello, ma ne ha da vendere, come tutti gli operatori. Cioè, i cittadini devono cercare di far squadra. È come curassero anche loro un paziente, solo nel comportarsi bene. Con Grazie, rispetto delle Presidente. regole. Prego. Allora, visto che è stato cavaliere, siccome vedo che soffre, inserirei un tosato e proseguirei con Nicolussi e Marchiori. Beh, insomma, veramente non soffrivo affatto, però. Comunque no. Allora, per quanto riguarda l'andamento della curva, no? Io faccio sempre questa domanda perché, insomma, credo che interessi ai cittadini. Poi ho un dettaglio da chiederle invece sulle aperture. La curva continua a dare segni coerenti con la previsione di avvicinamento al picco? Sì, e io vi abbiamo detto, l'ho detto anche in più occasioni, abbiamo parlato di metà novembre, 15-20 novembre, noi speriamo che si arrivi all'apice e poi vedremo quanto durerà questo apice, perché non è che dura un giorno e poi comincia ad andare giù. No, certo. Può durare anche settimane, Certo. far tutto e poi iniziare. Staremo a vedere. Si può sperare in un inizio di discesa alla fine di novembre? Noi speriamo sempre. La speranza è l'ultima No, a morire. ma voglio dire in base alle valutazioni. Non è che fa così, cioè, abbiamo ancora il trend non c'è, perché le curve sono sempre curve che ci dicono di dormire preoccupati. La domanda nel dettaglio che è arrivata e che ricorda quella appunto di questa primavera è se i garden center nel fine settimana, altro leitmotiv, restano aperte, sono chiusi. Sono chiuse tutte le attività. Guardate, è un Bene. sacrificio, cioè, fra l'altro l'abbiamo voluto fare, ho voluto farlo per 2 weekend. C'era la possibilità di arrivare anche fino al 3, poi ho detto facciamo 2 weekend e vediamo come va. Ragazzi, io non ho altre soluzioni. Questo è un sacrificio. Se uno va in terapia intensiva lo fa molto più grande il sacrificio. Lei ritiene che senza questa ordinanza la soglia arancione sarebbe stata raggiunta rapidamente? No, io ritengo che senza un comportamento compatibile con il momento storico e sanitario che stiamo vivendo, inevitabilmente si va al collasso della sanità. Cioè, per assurdo, se tutti se ne strafregassero delle regole e facessero festa come se non ci fosse un domani, noi nel giro di 15 giorni penso che gli tiriamo una botta alla sanità che c'è, per tornare a rimettersi in piedi ci mettiamo mesi. Grazie. Prego. Nicolussi e poi Marchiori. Dunque, eccomi qua. Guten Tag. Buongiorno. Guten Tag. Vorrei sapere, è stato accennato all'inizio, l'aumento di stipendio per i direttori generali. È lo stesso del disegno di legge che aumenta quello del direttore generale della sanità, cioè da 166.000 a 240.000, o è diverso? Al tetto, Sì. col tetto fino a. Sì. Anche Sì. per i DG è così? Fino a. Quindi 166, 200. Il che non vuol dire che si va a quelle cifre, però questo ci permette nell'attività di scouting sul mercato, ad esempio anche per il segretario regionale, di avere un minimo di potere contrattuale, perché così funziona. Okay. Poi l'altra cosa che mi interessa molto è questo: il Ministero della Salute ha annunciato che entro fine gennaio comincia la vaccinazione delle fasce a rischio e degli operatori sanitari. Quindi l'Italia per il momento ha firmato per l'acquisto di 27 milioni di dosi di vaccino anti-Covid.
alle quali poi dovrebbero aggiungersi altri 13 milioni e mezzo, per un totale di 40 milioni e mezzo, il 13,5% rispetto alla quota mondiale. Sì. Volevo capire, rispetto a questa prima quota, il Veneto ha sempre l'accesso dell'8% oppure vi hanno già detto quanti ne spetteranno al Veneto? Allora, intanto posso dire questo, poi mi sono già messo d'accordo, dottoressa Russo, che faremo un incontro magari la prossima settimana, ufficiale per tutti voi, perché ci sono ancora alcune notizie che non sono validate, definiamole così, no? Per evitare di dirvi cazzate. Posso garantirvi che già sulle quote siamo su altri numeri, molto più alti. Cioè? Nel senso che non ci sono altri contingenti dei numeri che ho visto io, non ci sono solo i 27 milioni, i 13 milioni, ma poi ci sono, voi sapete, questo vaccino, almeno questo vaccino, ha il doppio, ha richiamo. E la dottoressa Russo è in rappresentanza di tutte le regioni, sempre a dimostrare insomma il peso e il valore dei nostri professionisti. Ne sono rimasti pochi, ma insomma quei che abbiamo cerchiamo di far rappresentare bene il Veneto, e quindi vi parlerà un po'. In queste ore non può ancora anticipare, però siamo sul pezzo, lo siamo sia sul fronte delle dosi che sul fronte di tutta l'organizzazione, perché capite, un discorso è fare 1.300.000 vaccinazioni, 1.330.000 come quello dell'antinfluenzale. Tra l'altro è arrivato sostanzialmente tutto, è arrivato 1.217.000 dosi, sono già arrivate. Anzi, se volete ve lo dico anche con esattezza. Sì, grazie. Di antinfluenzale abbiamo 1.100.000, scusate, ho detto giusto, 1.127.000. Sono arrivati in 3 lotti, una da 400.000, una da 20.000 e una da 707.000. Ne avevamo 1.330.000. L'ultimo tranche me la sono persa. 707.000. Ne avevamo comprate 1.330.000, stati i primi in Italia a comprarli. Sì. Ce ne stiamo approvvigionando di altre 50.000 dosi e altre 5.000, diciamo per quelli più a rischio, no? Sì. E quindi sarà quello adiuvato. Di fatto da noi il vaccino su 1.330.000, 1.127.000, capite che è quasi tutto arrivato il vaccino. Adesso finiamo la distribuzione e la somministrazione. Per quanto riguarda invece il Covid, premesso che adesso stiamo parlando sostanzialmente, mi sembra di aver capito, di 1-2 aziende che cominciano Pfizer, sì. e poi si vede sul mercato, probabilmente poi arriveranno anche altri prodotti. Adesso stiamo sulla Pfizer, così non Capite che lo sforzo organizzativo è altissimo, perché il piano di vaccinazione va fatto in poco tempo e va fatto con, cioè è come fare tamponi, no? È una macchina paurosa dove ci sono siringhe, ci sono aghi, dove sembrano cazzate, ma stiamo parlando di milioni di pezzi, di postazioni, di registrazioni. Non è escluso che poi magari la nostra vaccinazione diventi anche un pass, no? Voi provate a pensare. Oggi chiediamo il certificato del tampone, la dico io, cioè non è. Domani qualcuno ti chiederà, ma tu sei vaccinato? non sappiamo quante ne arriveranno a noi ancora. No, okay. No, però di certo arriveranno in dose massiccia. Okay. E l'ultima cosa è una richiesta che arriva dagli insegnanti di educazione fisica. Sì. Loro dicono: noi ci eravamo organizzati e finora siamo riusciti a fare lezioni all'aperto, portavamo i ragazzi in bici, facevamo lezioni all'aperto. Adesso invece i ragazzi devono stare 2 ore più in classe e noi dovremmo insegnare qualcos'altro. Ecco, c'è la possibilità di un'apertura per chi fa educazione fisica all'aperto? Ma guardate, allora, premesso che poi all'aperto fino a un certo punto ci vai, perché poi arriva anche la brutta stagione, non è che puoi sempre contare sul fatto che puoi andare a fare educazione fisica all'aperto. Però al di là di questo, voglio spiegare bene quel passaggio dell'ordinanza. Strumenti a fiato, canto e attività motoria nelle scuole. Allora, queste sono 3 indicazioni che arrivano dalla comunità scientifica. Noi non abbiamo l'autonomia scolastica, per cui non ci permettiamo di andare a dire alla scuola metti in off tutte le attività fisica o il corso di canto o di flauto. Tant'è vero che nell'ordinanza c'è scritto previa autorizzazione del CTS. Siccome ce l'hanno posta gli scienziati, e comunque lo dice l'OMS, lo dice l'ISS, che i grandi focolai in giro per il mondo nascono in questi contesti, quelli dei cori, strumenti a fiato, ormai è letteratura scientifica,
noi l'abbiamo messo in ordinanza, tra l'altro l'abbiamo messo in ordinanza, se il CTS si esprime, ne abbiamo parlato anche con il ministro Azzolina, se il CTS si esprime favorevolmente l'ordinanza è efficace, se no sta parte resta nel limbo, però nessuno può dirci che non ci siamo premurati di dar corso a un'indicazione scientifica di prevenzione che ci è stata più volte segnalata onestamente. Posso chiedere l'ultima cosa sulla banca del sangue, come sta andando il reclutamento di altri pazienti? Bene. Perché vedo gli appelli anche delle USL, come Sì. abbiamo ancora scorte? Guardate, questo è un mio pallino, la banca del plasma l'ho inventata Del io. plasma, scusate, sennò poi mi va. No, ma avevo capito. Me la sono inventata io come operazione. E è un pallino, stiamo spingendo ancora sul reclutamento, addirittura modificandolo un po', nel senso che non andiamo più a scrivere a casa all'ex guarito, all'ex ammalato, scusate, ma cerchiamo di intercettarlo già col centro trasfusionale alla dimissione. Voi sapete che dobbiamo fare 2 fasi, una fase di raccolta per fare la titolazione anticorpale, quindi capire quanta carica anticorpale ha, e poi il prelievo di 600 grammi per farne poi 3 sacche per 3 infusioni. Lavorare il sangue e tutta la I nostri riferimenti sono la dottoressa De Silvestro, su questo non si discute, però abbiamo più realtà perché c'è Padova ovviamente con le emoteche, poi c'è Vicenza e c'è anche Verona, l'azienda ospedaliera di Verona. Per ora noi abbiamo sacche, ne abbiamo consumate tante, però come dicevo io a maggio, la banca del plasma ha il senso di avere il sangue quando ci serve, perché quest'estate non abbiamo raccolto, non avevamo pazienti, anche se qualcuno diceva che eravamo pieni di pazienti ammalati, ma noi non ce li avevamo. Adesso da settembre abbiamo iniziato ad avere ancora, tanto è vero che adesso la fase dei test, ne parlavo anche stamattina con Rigoli, è molto più immediata perché il tampone rapido, tanto per dirvi una roba, per noi è stata un'avventura riuscire a avere massa critica per testrarlo, perché è stato testato d'estate. Oggi invece i test che facciamo, mi diceva Rigoli, ne fa una 50 al giorno e li testa, capite che giri numeri molto più velocemente. Grazie. Prego. Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Ho una domanda tecnica, poi Sì. una più delicata. Allora, la prima riguarda un imprenditore che vende mobili in uno showroom di circa 3.800 metri quadrati e vuole capire... Media. Sarà media, sì. No, io non me ne intendo. Media struttura deve chiudere. Allora, Il ok. sabato. Ecco, perché lui la dice che il domenica. sabato è il giorno in cui ha maggior lavoro e quindi rientra nella media grande, quindi chiude. Ok. Se la classificazione è questa, sì, mi spiace, ma non è un'angheria, cioè, ragazzi, lo so, sono 2 sabati importanti, ma io non avevo altre soluzioni. Va bene. Noi non avevamo altre soluzioni, siamo in 3 regioni e abbiamo fatto questa scelta. Considerate che gli altri chiudono tutto, cioè, vorrei ricordarvi questo. Ok, c'è invece quest'altra questione più delicata che ci arriva da Padova. Sì. Allora, ci sono delle persone, dei fratelli, hanno la mamma gravemente malata e terminale che è ricoverata al Sant'Antonio e ci hanno detto che mentre fino a ieri potevano fare le visite anche 10 minuti al giorno, ora gli viene impedito. Lo si può fare solo su appuntamento, cioè hanno detto che non li stanno più facendo andare. No, si può fare solo al suo appuntamento, non vuol dire che è impedito. Sì, ma non possono più andare tutti i giorni. Quello che loro ci hanno Allora, segnalato... guarda, questa risposta, a me non risulta che abbiamo dato in disposizioni così restrittive, però questa risposta domani te la do ufficialmente o te la faccio dare se vuoi anche dal dottor Scibetta, anzi no, dal dottor Flor Sant'Antonio, e quindi se mi ascolta magari il dottor Flor, magari o qualche suo collaboratore, magari vediamo di far dare velocemente una risposta. Se poi ci lasci i nomi faremo una verifica. Va bene, grazie. No, grazie a te. L'ultima domanda invece riguarda alcune dichiarazioni che sono state fatte dal sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, in merito alla sua ordinanza. Ha detto che ci voleva più coraggio, una scelta meno impopolare perché ad esempio lui come li gestisce, dice 15 chilometri di arenile, secondo lui bisognava evitare gli spostamenti tra comuni. Lei come commenta? Ieri lei questa cosa l'ha commentata, siamo in fascia gialla.
oggi diamo la stessa risposta? Cioè, siamo in fascia gialla, se chiudiamo i confini comunali andiamo in un'altra fascia. Guardate, noi non abbiamo la presunzione di essere perfetti, non abbiamo la presunzione, anche perché nessuno ce l'ha, di fare dei provvedimenti che vadano a genio e che siano la perfezione fatta carne. Cioè, non biasimo il sindaco, non biasimo nessuno, ognuno ha i suoi problemi. Noi abbiamo 2200 pazienti in ospedale e se tutti si comportassero bene non staremmo qui a parlare di Covid. È più importante la mia argomentazione. Nessuno darà colpa al sindaco di Jesolo se Jesolo domenica sarà piena. Vorrà dire che i cittadini non capiscono l'importanza di quello che stiamo dicendo. Cosa volete che vi dica? Nessuno andrà a dire al sindaco che è colpa sua perché ci sono i cittadini. L'appello è di non andarci, punto e basta. Va bene, grazie. Dopo, per carità, il sindaco può fare anche, i sindaci possono fare anche ordinanze accessorie, no? Può dire è vietato l'accesso alla spiaggia, è vietato l'accesso al lungomare, fa un'ordinanza e tutti quelli che si avvicinano li multa. Non è che il sindaco... Se non ricordo male era successo qualcosa di simile in primavera. È probabile, non lo so, ma guardate, questa non è una sfida tra regioni e sindaci. Io ringrazio tutti i sindaci, tutti, veramente tutti, per la collaborazione e per la comprensione. Ieri mi ha scritto il sindaco di Oderzo, che capisco, dice io ho un mercato così grande, è difficile fare la perimetrazione. Fate quello che potete, alla fin fine, se i cittadini capiscono qual è il problema, non serve neanche mettere la cordella di perimetrazione, capiscono da soli che al mercato bisogna stare molto attenti a non creare ammassamenti. Alda aveva ancora una domanda, se qualcun altro le ha, se no chiudiamo. Sì, la domanda è perché prima, Presidente, lei rispondendo a una domanda ha detto lunedì farò un bilancio. Cioè è previsto quindi un briefing valutando tutto quello che è successo sabato, tutto quello che succederà ne parleremo domenica. Anche con voi, perché per me è fondamentale, perché tanto è vero ho voluto, sapete, a questo punto la palla passa ai cittadini, cioè non è che abbiamo tante alternative. Cioè noi non possiamo pensare di mettere in piedi uno stato di polizia, peraltro io concettualmente sono contrario a queste robe, per cui noi le indicazioni le abbiamo date, abbiamo cercato anche di metterle nero su bianco, per questo trovo a volte assurdo quelli che mi dicono ma però l'ordinanza mi permette, allora vuol dire che non hai capito niente. È come quello, no? Avete presente quello che dice non si può andare a 100 all'ora sulla carreggiata, ma a fianco c'è la corsia di emergenza, vado a 200 all'ora perché c'è scritto carreggiata e a fianco, c'è la corsia di emergenza, allora lì posso correre perché vi siete... se ragioniamo così non finiamo più. È chiarissimo, Presidente, ma se lei lunedì farà un bilancio dei dati del fine settimana, sarà per capire o anche per porre dei correttivi? No, guardate, sarà per capire e per essere chiaro con i veneti. Questo punto stampa lo utilizziamo per parlare con chiarezza ai veneti. L'appello che faccio io, sabato e domenica, evitate di andare nei centri cittadini, al mare, in montagna, al lago, dove c'è assembramento, dove ci sono feste, dove ci sono robe organizzate, dove capite che vi mettete a rischio. Punto. Perché poi nei nostri contact tracing, nella ricostruzione dei contatti, abbiamo un leitmotiv, si arriva sempre lì. Ero a quella festa, ero a quella roba, è sempre così. Nicolussi, poi mi pare che possiamo chiudere, grazie. Sì, volevo fare un'ultima domanda. Mi pareva che ci fosse grande difficoltà per il contact tracing e che quindi l'assessore Lanzarina avesse chiesto ai rettori con una lettera la possibilità di utilizzare gli iscritti ai primi anni di infermieristica per il contact tracing. Volevo capire se siete riusciti a potenziare il personale, perché ci sono delle segnalazioni di persone positive che devono aspettare anche una settimana per il tampone. Ma guardate, allora il vero tema qual è? Il vero tema è che chi ha un positivo in casa deve mettersi in quarantena, punto. Ma questo lo diciamo perché tanti, ad esempio, ci scrivono che sanno di persone che sono da quarantena e vanno in giro. Sarà capitato anche a voi qualche segnalazione. Quindi hai un convivente positivo, quarantena 10 giorni. Dopo, in linea teorica, se non arrivasse mai nessuno col tampone, dopo 10 giorni uno comunque la sua quarantena l'ha fatta. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che noi siamo un po' vittime del nostro modello. Siamo stati talmente bravi che adesso con 47.000 tamponi al giorno, immaginate, troviamo 3.500 positivi,
i quali avranno i loro contatti, cioè come un panettone, no? Lievita sempre di più. Stamattina abbiamo spinto ancora con i direttori per fare delle fasce e l'ingegner Fattori per domani le rende operative di Covid Point in giro per il Veneto, con aperture dalle 6-7 del mattino per tutta la giornata. In alcune realtà funzionano anche perché è come quando vai al supermercato, no? La prima volta vai e dici ho trovato un casino boia, poi quando capisci come funziona, se hai fretta sai anche a che ora andare, no? Funziona sempre così. Dall'altro è vera sta storia del ragionamento che stiamo facendo con la scuola di medicina. Ed infine i medici di base. C'è un'adesione oggi del 28% di medici di base, fanno circa 2000 tamponi al giorno. Io ringrazio già chi da subito si è messo a disposizione. Annuncio già che stamattina ragionando con l'assessore Lanzarin e con la dottoressa Ghiotto, ho dato a disposizione che si diano 100.000 tamponi della regione, perché voi sapete che i medici di base fanno i tamponi in virtù di un accordo nazionale che stabilisce le cifre e tutto, ma per i tamponi che poi dà il governo ai medici di base. Ho detto guardate, in questa siamo in emergenza, sì, sono 35 tamponi a testa da qui a fine anno. Lasciamo perdere tutti i ragionamenti, siamo in battaglia non ci si gira mai indietro, si guarda avanti. 100.000 tamponi del Veneto a disposizione ad esaurimento. Dopodiché andremo a fare anche noi una contrattazione perché non possiamo, cioè per noi è insostenibile, i 18 euro sono insostenibili da qui all'infinito. Però insomma penso che i medici di base sono sempre dimostrati, come si può dire, a nostro fianco in queste battaglie. Spero che ci sia adesione. Cioè, se 100.000 tamponi ulteriori oltre ai 64.000 del governo, comincia ad essere una bella massa critica. Poi siamo qui, insomma, staremo a vedere. E penso che questo sia un ulteriore bel segnale. Loro fanno, vi ho detto, 28% di adesioni su 3.150 medici di base e fanno 2.000 tamponi al giorno. Poi stiamo parlando delle farmacie, stiamo chiudendo con i pediatri di libera scelta. È tutto in progress. E sui veterinari ho mandato la lettera al governo per l'autorizzazione. E apriti cielo per aver parlato dei veterinari, ma se le robe andassero veramente male dovremmo chiedere al vicino di casa di farsi il tampone. E poi c'è ovviamente, ragazzi, se funziona il fai da te, risolto il problema alla base, perché a quel punto è un tema di senso civico e basta. Quindi ricapitolando, con i pediatri di libera scelta state chiudendo l'accordo. Il tavolo è aperto, spero si chiuda velocemente. Okay. I veterinari aspettate l'autorizzazione del Ministero, dentisti e farmacisti? Stanno sempre andando avanti le convocazioni da parte della Ghiotto, dell'assessore Lanzarin, Ghiotto Russo. Presidente, ma il 28% dei medici di base mi pare una percentuale modesta rispetto a... È su 3.150. Ma siamo all'inizio, vedrete che saliranno. Saliranno, ne sono convinto di questo, figuratevi. Cioè, adesso considerate che abbiamo messo a disposizione con l'ANCI, ringrazio il sindaco Conte e tutti i sindaci, eventuali strutture comunali, la protezione civile, la Sore Bottacin, con i volontari, eventuali drive-in volanti per far... Cioè, dobbiamo diventare un formicaio con la storia del testing, no? Questo è quello. Allora, tutti fanno i teorici, noi siamo i pratici, dobbiamo farli. Se li avete davanti quelli che devono fare i tamponi. Non ho capito, mi scusi, questa cosa dell'incremento dei Covid point. Di cui sì, nel senso che abbiamo dato disposizioni di incrementare le fasce orarie e anche i punti, in maniera tale da diluire sempre di più i punti nevralgici. E capite, noi abbiamo è un fiume in piena quello dei tamponi. E per fortuna che abbiamo i rapidi. Cioè, voglio ricordarvi che i molecolari già oggi il risultato non ce lo danno in 5-6 ore, c'è qualche giorno. I rapidi almeno lo fai e il risultato è finita lì. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, grazie mille.